La nostra giornalista Alice Bragantini si è fatta appunto un bel giro all'interno di questa scuola digitale, una classe digitale, ma noi gli studenti li abbiamo qui con noi, protagonisti. Chi è che parla di voi ragazzi? Chi ha il microfono? Come ti chiami? Spessato Tommaso. Tommaso, allora com'è studiare su di un tablet? Quindi niente libri da sfogliare, ma tutto un mondo digitale. Beh, che dire, studiare su un tablet è molto più facile, molto più coinvolgente, Microfono vicino alla bocca? in Bravo. quanto possiamo durante la lezione cercare qualsiasi tipo di informazione e trovarla nel tempo di pochi secondi. Faccio una domanda, non è che ogni tanto navigate un po' per conto vostro, l'insegnante vi becca che stavate magari guardandovi qualcosa di diverso dalla Può lezione? succedere, però solitamente non accade quasi mai. Dovrebbe chiedere cosa guarda. Non dovrebbe succedere, ma succede. Allora, studiare su un tablet, ma si riesce a memorizzare correttamente le cose? Te lo dico, io sono nata nell'era analogica, quando studio su di un documento che non sia stampato faccio fatica poi a ricordarlo, comunque è un apprendimento diverso. Voi che siete invece nati nell'era digitale e vivete quindi 100% digitale? Allora, diciamo che abituarsi alle nuove tecnologie non è stato proprio facile, però nel giro di 1 o 2 mesi siamo riusciti ad adattarci al 100% e adesso andiamo via spediti molto, molto bene. Bene, immagino anche i vostri genitori nel controllare i voti online o la presenza a scuola, magari in tempo reale. Sì, purtroppo in tempo reale. Beh, purtroppo in tempo reale, beata sincerità. Signora ha preso il microfono, si presenta, chi è? Io sono la presidente dell'associazione Agorata, Città Protagonista, che è presso il Civitas Viti alla Mandria. Benvenuti, protagonisti anche qua. Sì, grazie. E proprio casualmente, senza saperlo, siamo davanti ai ragazzi della Severi. Il professor Giuseppe Costa è stato nostro insegnante di informatica, io ho percorso di formazione e vi aspettiamo al Talent Lab che c'è alla Mandria perché i loro compagni che li hanno preceduti hanno lavorato con noi, nel senso che loro hanno insegnato a noi alcune cose, perché per esempio con la messa fuori in servizio dell'XP abbiamo dovuto fare il backup dei nostri computer, inserire dei nuovi programmi e l'hanno fatto loro, quindi è proprio con piacere che ce li sentiamo alle spalle. Se non ci fossero i giovani direi. Ma allora io colgo l'occasione, stravolgo la scaletta e so già che in regia mi rimprovereranno. Possiamo mandare il servizio? Abbiamo realizzato un servizio con un nonno che è anche un bisnonno ed è presente qui in studio con noi, con suo nipote, per vedere come un bisnonno e un nipote possono utilizzare un computer, una sinergia meravigliosa. Lei Danilo è un nonno, anzi un bisnonno atipico, nel senso che sa usare internet ed è anche un blogger. Con l'esperienza associativa mi si è resa la necessità di conoscere un po' più a fondo sia i mezzi a disposizione come Skype che con i nostri soci collochiamo la sera, ci diamo la buonanotte, viene gestito anche da un blog che rappresenta le attività della nostra associazione che sarebbe Agorà, Laboratorio di Terza Età Protagonista. Lei ha 84 anni, più nipoti e diciamo che con Matteo ha un rapporto di insegnamento reciproco dal punto di vista del web. Ho riscontrato che ci sono delle difficoltà a usare questo e allora con l'ausilio di mio pronipote sto maturando qualche esperienza. Ci aiutiamo a vicenda. E se il nonno ha voglia guardiamo Scratch e guardiamo anche il suo blog. Noi ragazzi adesso postiamo immagini, foto, video divertenti, poi quando guardiamo le loro cose capiamo che non siamo gli unici. Secondo te internet è pericoloso? Beh sì, per alcune finestre, perché i ragazzi non dovrebbero vedere alcune cose. È il mio intendimento che la serietà della navigazione sia preponderante e non per giocare oppure per fare altre cose che non vanno bene.
Pierluigi Bianchi Cagliesi, giornalista, abbiamo visto come la rete possa unire anche generazioni diverse, vediamo come il giovane, sicuramente molto veloce con la tecnologia, possa aiutare il nonno, il bisnonno, ma anche il nonno che ha un po' di tempo e può dedicare quindi un po' più del tempo che magari un genitore che lavora non ha, a suo nipote, e quindi buttare un occhio un po' su questo navigare in internet che deve essere comunque controllato e attento. Certo, io posso dirvi una cosa, mi sono occupato molti anni di formazione di giornalisti professionisti all'estero. Allora ha avuto molto... pensavo italiani, perché in Italia avrebbe molto da fare. Sì, in aree in cui le situazioni, diciamo, della comunicazione non sono facili, tipo la Bosnia-Herzegovina, e abbiamo messo al tavolo giornalisti, diciamo, appartenenti a culture, religioni, etnie diverse per la formazione, e abbiamo visto che effettivamente questo tipo di strumenti danno delle ottime possibilità anche per mantenere i contatti successivi, scambiarsi informazioni, mettere insieme sinergie. Io in tutto questo comunque faccio le mie osservazioni critiche. Prego. Nel senso che non sono una specie di appassionato folle della rete, perché vedo anche ciò che stiamo perdendo. Quindi io credo, questo vale non solo a livello giornalistico, ma vale proprio a livello di analisi antropologica di quello che sta accadendo, noi stiamo perdendo un patrimonio, purtroppo, un patrimonio che è anche a base della nostra storia, della nostra cultura. Noi abbiamo visto esperimenti di licei in cui abbiamo potuto vedere studenti che non sanno più impugnare la penna, non sanno neanche che cosa vuol dire impugnare la penna, impugnano con 5 dita o con 4 dita. Questo è il problema, diciamo, che noi dobbiamo esaminare. Cioè, Le chiedo, vuole essere una provocazione, non è un passaggio inevitabile quello dell'arrivare al digitale? No, è un passaggio inevitabile, perché purtroppo, dico purtroppo, il mondo viaggia così, quindi noi non possiamo viaggiare in un altro modo. Però l'equilibrio sta nel non perdere il patrimonio che noi abbiamo invece acquisito nei secoli e che in questo momento purtroppo stiamo perdendo. Quindi il gioco è non rincorrere, diciamo, in maniera così enfatizzando questo tipo di strumenti, ma fare sempre un'analisi critica su quello che sta accadendo e valutare anche ciò che di positivo c'era nel passato e che oggi stiamo perdendo. E che non dobbiamo perdere, perché se lo perdessimo noi abbiamo perso una fetta enorme e consistente del nostro patrimonio che dobbiamo invece assolutamente preservare, pena diventare dei navigatori di, diciamo, di itinerari sconosciuti e misteriosi che però non sappiamo dove ci portano. Può essere che anche questa montagna di informazione che effettivamente la rete è in grado di fornire sia quasi una disinformazione poi? Certamente, anche io credo a livello proprio di acquisizione di dati, di informazione, io parlo anche dal nostro punto di vista, dei giornalisti, noi abbiamo una valanga di informazioni che arrivano attraverso la rete, però stiamo diventando molto superficiali. Oggi avere, diciamo, professionisti seri è sempre più difficile, purtroppo, perché questa valanga di informazioni ci rendono purtroppo navigatori di superficie e quindi l'accesso facile alle informazioni è indubbiamente una comodità e uno strumento importantissimo, però credo che stiamo perdendo una parte di approfondimenti e anche di una cultura di base che non c'è più in questo momento, che è invece quel patrimonio a cui mi riferivo all'inizio, che dobbiamo assolutamente preservare, però trovando degli equilibri. Non è che la rete ci dà la soluzione di tutti i nostri problemi. Certo. Gli insegnanti cosa ne pensano? Qui abbiamo il Nievo. Professore, ce l'ha il microfono? Io glielo passo, allora prego. Eccoci qua. Buonasera. Buonasera. Io sono Alessandro Giaconi, insegno al liceo scientifico Nievo e tra l'altro collaboro con la collega in una classe sperimentale al momento, che è la terza H, e alcuni studenti sono con noi, che propone una didattica di tipo multicanale. Spiego in 2 parole cos'è. È una didattica che si avvale ovviamente di strumenti come il tablet, come la lavagna, la LIM, l'acronimo ovviamente di uno strumento che viene utilizzato per poter facilmente collaborare nella trasmissione delle informazioni. Questo forse è il punto più, la leva maggiore che stiamo utilizzando noi in questo momento. Per quanto mi riguarda,
Le qualità sono evidenti di questo modo di approcciare alla mia disciplina o piuttosto che alle scienze chimiche. Insegna? Io insegno matematica e Sì. fisica e matematica, però in questa Sì. classe matematica. E, indubbiamente ho la possibilità come vantaggio di poter far vedere subito ai ragazzi con programmi di grafica, con Certo. strumenti di immediata Un po' più di immediatezza fruizione. nell'approccio, quindi Sì, all'informazione. esattamente, e anche una velocità poi di trasmissione delle informazioni. Un esempio molto facile, nella correzione delle elaborazioni degli elaborati per casa, ad esempio c'è un colloquio, un dialogo continuo con rappresentanti che mi sollecitano alla correzione di esercizi che non sono venuti, e abbiamo un sito, ovviamente abbiamo un registro elettronico, e grazie a questo luogo poi mettiamo in discussione i nostri lavori, e eventualmente Certo. ci sono le correzioni del docente subito fruibili. E cosa ne pensa in riferimento a quanto ha detto? Effettivamente sì, mi fa riflettere, e utilizzo ovviamente le parole del Signore come momento di riflessione, perché è vero che non dobbiamo perdere ciò che abbiamo nel tempo ovviamente costruito e assimilato, e ciò che è stato vantaggioso. Tuttavia, forse mettendo in questo momento sul piatto della bilancia i vantaggi che in questo momento la didattica di questa sezione ha, e il passato, ancora penso che siamo un punto a favore per queste nuove tipi di tecnologie. Svantaggi. È capitato, mi è venuto a sorridere quando Tommaso raccontava i suoi episodi, insomma, di vedere anche ragazzi che effettivamente si distraessero durante la lezione, però mano a mano che il tempo, ripeto, è un progetto pilota, questo per il Nievo, è una sezione, una classe, abbiamo usufruito di fondi di un Certo, di cui è progetto. giusto usufruire. È capitato anche che i ragazzi all'inizio provassero, si distraessero con questi strumenti. In effetti, con andare avanti nel tempo, mi accorgo che i ragazzi perdono l'interesse per la distrazione invece, e capiscono invece quanto importante sia in questo momento lo strumento, e lo stanno sempre più usando nel miglior dei modi. Fa parte ovviamente di ogni docente proporsi in tal senso e far vedere che è un'opportunità di cui devono approfittare Certo, di più i imparare ragazzi. ad utilizzare il mezzo, quindi. Gianfranco Volpin, responsabile della Polizia Postale di Padova. Bisogna conoscere il mezzo per conoscere i pro e i contro, quindi i benefici ma anche i rischi. La Polizia Postale in questo senso ha un ruolo importante. Sì, stavo riflettendo un po' a quello che si era detto poc'anzi e anche quello che ha detto il giornalista qui di fianco. Io penso che in questa fase, queste nuove generazioni, come diceva il professore adesso, io penso che le cose in questo momento c'è ancora della difficoltà in questo passaggio. Io penso che queste difficoltà verranno tolte dal momento in cui i classici attualmente, i nativi digitali, come si vengono chiamati, verranno inseriti all'interno delle scuole, perché poi già da loro, adesso da piccoli, incominciano ad operare questi tablet, queste nuove realtà. La interrompo per spiegare a casa, stanno vedendo un percorso formativo all'interno delle scuole, e appunto Sì. lei ci ha dato la disponibilità nella ripresa, Certo. questo con ragazzi delle scuole medie, diciamo, quindi Certo. primo. Cioè, Prego. ecco, io penso che queste nuove forme di questi ragazzi nativi digitali, che io vedo, che sicuramente non condivido ovviamente, ma poi ci sarà il sociologo che ci spiegherà, ma ovviamente abbiamo, penso, la stessa formazione in mente per certi aspetti. Io penso che quando vedo dei ragazzi che stanno pranzando, stanno cenando, sono in alcuni posti con i genitori, e li vedo che hanno questo tablet, ma parlo di ragazzini piccoli che hanno 2 anni, pur che stiano buoni, e li vediamo che stanno giocando guardando questi cartoni animati, è vero che saranno i nativi digitali di oggi e avranno meno difficoltà domani rispetto a questi ragazzi qua, sicuramente al 100%. Però io mi chiedo che cosa sanno questi ragazzi veramente dei pericoli, ed ecco per questo le istituzioni, dato che l'altro ieri in questo servizio che lei ha fatto vedere c'era la giornata mondiale per i reati attraverso la rete, si andava a spiegare a quei ragazzi, si parte ancora da più piccoli secondo il mio punto di vista, per poter far capire che la rete è una cosa bellissima, va incentivata, va portata avanti, perché effettivamente è il domani, è il futuro, non c'è nulla
ormai questa è la direzione che abbiamo. Però di contro io direi incominciamo a vedere il rovescio della medaglia, incominciamo a vedere che quando si commette un reato, io questo lo dico sempre in qualsiasi parte che vado, sia negli incontri, sia nelle scuole, nelle associazioni, nei comuni, che dietro a questo grandissimo mondo che io lo definisco una finestra aperta al mondo, ci sono dei reati di cui ci sarà una sanzione penale da rispondere anche a età di 14, 15, 16 anni. Di che reati stiamo parlando? Stiamo parlando ad esempio di reati che avvengono attraverso i social network, ad esempio se io penso in Facebook, parlava prima il nonno che diceva sulle chat o quant'altro, anche lì bisogna stare attenti alle sostituzioni di persona, noi non sappiamo mai se quella persona che sto comunicando è veramente Gianfranco Volpini, potrebbe essere anche una foto e dietro uno che scrive senza rendersene conto. È vero il fatto quando si può parlare e ci si vede attraverso, diceva, Skype. Sì, questo forse è l'unico modo, diciamo, sicuro perché ci si arriva. Però vedete, non è solo Skype, cioè noi dobbiamo pensare a tutto quello che c'è dietro. Io mi fermo ancora una volta, ad esempio, ai social network. Quanti reati si commette sul social network? Io parlo di reati anche quelli più semplici, ad esempio l'offesa, la minaccia o la sostituzione di persona, che è quella importante, perché bisogna anche in questo caso distinguere due cose fondamentali. Quello che è il reato perseguibile a quella di parte e quello che è perseguibile d'ufficio. La sostituzione persona, che è giusto dirlo, va perseguita d'ufficio, non si torna più indietro. Anche se è un minore? Anche se è un minore, certo. Certo, perché i minori verranno denunciati al Tribunale dei minori. Oggi io dico sempre ai ragazzi quando vado nelle scuole, stiamo attenti a quello che scriviamo, a quello che postiamo, a quello che andiamo anche tante volte così solo a commentare, perché sono cose che rimangono. Quando mettiamo delle foto, noi pensiamo un bel momento che una volta messe le foto noi le togliamo. Non togliamo niente, quella foto che noi andiamo a postare non è più nostra, è sua del sito in cui noi l'abbiamo postata. Se io parlo di Facebook, noi quella foto non sarà più nostra, sarà di quel sito, effettivamente in questo caso di Facebook, che è sua, basta, punto. La fermo, Volpin, traduco per chi ci segue a casa, tutte le fotografie e le informazioni che io individuo, carico su una mia, ad esempio, pagina Facebook, ma su qualsiasi altro social network o chat, diventa di dominio pubblico e non posso più richiederla indietro perché assolutamente appartiene alla rete, per sempre. Certo, in questo caso parliamo di Facebook, è di proprietà del server di Facebook che è situato in America. Per cui quando io clicco che acconsento a tutte quelle pappardelle sulla privacy che nessuno di noi va mai a leggere, questa è l'informazione che io... Ma qui non c'è informazione, perché io vorrei chiedere quanti, una volta che aprono un profilo Facebook, vanno a controllare i dati o vanno a controllare la regolamentazione. Nessuno lo fa. Il problema è anche questo, che poi ci rendiamo conto che più del 25-30% di profili in Facebook, i profili sono falsi, doppi profili, tripli profili, allora bisogna chiederci perché ci sono tutti questi profili, perché i ragazzi per esempio in Facebook hanno 1000-1500 amici. Cioè, bisogna chiedersi anche questo, che cosa sta cambiando. Parlavamo di comunicazione, la comunicazione oggi ha fatto un salto enorme. Oggi i ragazzi, io ho 57 anni, lo dico sempre, oggi i ragazzi, secondo il mio punto di vista, almeno la stragrande maggioranza, parlano poco tra di loro, però se noi andiamo a vedere WhatsApp ad esempio, loro parlano in maniera, cioè fanno 8000 messaggi, loro per dirsi ciao se lo mettono in WhatsApp, alla mattina per dirsi cosa stai facendo se lo dicono in WhatsApp, in treno, in autobus, in tutte le parti, loro sono lì sempre con WhatsApp, li vediamo. Addirittura la possibilità di rimanere connessi con le situazioni di wifi libero, lo vediamo a Padova ad esempio, ci sono certi punti che sono collegati in maniera continua. Quindi meno dialogo aperto tra individui e si parla via messaggio, sms, chat, quindi via rete. Vedo un insegnante che dice sì con la testa, vorrei sapere chi è, però con un microfono, quindi recuperiamo dal professore, perfetto. Io lo vedo attraverso i ragazzi a scuola, cioè ormai l'esperienza ci insegna, ma lo vedo anche in maniera continuativa, questo, la cosa, e poi mi fermo, mi perdoni. No, prego, perché è importante. La cosa che secondo me si deve intensificare, e io non mi stancherò mai di dirlo, bisognerebbe creare un binario informazione
ai ragazzi, ma nello stesso tempo agli genitori, perché manca questa informazione, cioè loro, a mio avviso, hanno delle informazioni, ma secondo me sono convinti che intanto a me non succede. Io dico sempre, non bisogna mai dire a me non mi succede, perché può succedere a chiunque, entrare in determinate circostanze, cioè trovarsi... Succede cosa? Succede ad esempio perché trovare... quali sono i problemi della rete? Ma i problemi della rete, lo dicevamo prima, sono qualsiasi... Quanto è facilissimo entrare, per esempio, se io cerco, vado su Emule ad esempio, non scaricare dei film, è facilissimo entrare in un sito pedopornografico e cose del genere, è facilissimo. Il problema è questo, che noi tante volte, quanto si scarica, c'è gente che scarica 24 ore su 24, no? E non si rendono conto quello che stanno scaricando. Il momento in cui si va a scaricare, che poi effettivamente ci potrebbe essere un'indagine, in quel caso lì attraverso la polizia postale delle comunicazioni, in quel caso lì si scopre che quel soggetto ha scaricato 2, 3, 4 film, ha avuto 3 o 4 connessioni di un certo tipo, ad esempio di materiale pedopornografico, a quel punto lì in un'indagine... Perché anche solo scaricare il materiale, anche fosse per errore, perché uno scarica in continuo, ci sono queste, è comunque un reato. Certo, perché io posso guardare ma non posso scaricarlo, questo è chiaro. Noi dobbiamo sempre dirle queste cose qua. E allora, per tornare al fatto della comunicazione, bisognerebbe che questi tipi di incontro, quando si fanno i ragazzi, e noi li facciamo alle scuole in maniera continuativa, io dico sempre facciamolo prima ai genitori, perché devono anche loro avere questo quadro completo di questa situazione, anche perché è inutile, noi genitori, dico noi genitori perché anch'io ho un figlio di 10 anni oltre che una figlia di 34, e noi genitori tante volte abbiamo paura del confronto con i nostri figli, perché è inevitabile. Io parlo della mia generazione, ma posso parlare anche di quelli che hanno 50 anni o 45, dico, non voglio andare più in su perché magari potrebbero dirmi, però ho elementi per dire anche 45 e 40 anni. Cioè noi abbiamo paura del confronto dei nostri figli, loro sono più avanti. Allora il fatto che io mi sento dire, ma pensa che io ho il mio figlio che ha 10 anni, mi dice papà ti insegno io a fare questa cosa, io lo ascolto, lo vado lì e gli dico va bene, fammela vedere, perché? Proprio per il fatto perché loro ne sanno più di noi. Non a caso io prima quando parlavo, quando mi si diceva dell'era digitale, sì, l'era digitale è vero, ben venga, i nativi digitali sono quelli di adesso, è chiaro che non posso definire i nativi digitali qui ragazzi là sotto l'aspetto sociologico, però dico, la difficoltà che loro oggi, che non è una difficoltà perché a loro piace, i nativi digitali, i bambini che oggi hanno 2, 3 anni, 4 anni, quella per loro sarà già in quinta elementare a dire vabbè andiamo nella rete a studiare nei tablet, perché ci giocano durante tutto il giorno, sono lì continuamente a giocare con questo tablet, che problemi hanno studiare o giocare? Per loro non cambia assolutamente niente. Ed ecco, forse mi avvicino e concludo col discorso di Pierluigi Bianchi, del giornalista, che dice che abbiamo perso qualche cosa. A mio avviso noi abbiamo perso veramente qualche cosa. Allora ricordiamo che effettivamente esiste anche un metodo di insegnamento che se io, come nel caso suo, non mi stampo una cosa e me la leggo sulle carte, cioè farei fatica a ricordarmela. Certo, certo. Abbiamo un insegnante qua dietro, faceva sì con la testa. Sì. Buonasera. Buonasera, intanto benvenuta. Il microfono funziona, parli pure. Sì, sono la coordinatrice in realtà dell'ANIF di Padova, ma sono anche comunque una docente. Concordo tantissimo con i 2 interventi. Quello che diceva il professore, in realtà il professore parlava del Calvi di un supporto, cioè che ben venga la tecnologia ma che deve essere un supporto. Quando poi invece si sostituisce sicuramente si hanno delle difficoltà e concordo perfettamente. A me capita spessissimo di accompagnare anche i ragazzi in viaggi di istruzione dove magari si incontrano con altre classi e io vedo che tra questi ragazzi non c'è più comunicazione. Se noi oggi lasciassimo, io vedo che ci sono i ragazzi del Calvi, del Severi, se noi li lasciassimo per mezz'ora li ritroveremmo ognuno nella loro posizione e nessuno comunica con l'altra classe, mentre probabilmente se si scambiassero le loro pagina Facebook piuttosto che il loro contatto WhatsApp si riempirebbero di messaggi. Quindi veramente comunque la tecnologia Ma è veramente così ragazzi? Chi è che ha il microfono di voi ragazzi? Eccolo qua. Tu basta, hai già parlato abbastanza, passa al tuo compagno di fianco che non voleva parlare prima, maglione grigio. Pronti? Eccolo là, tu? Sì, proprio tu, eccolo qua. Niente, abbiamo un timido sulla sinistra. Ma è veramente così ragazzi, non comunicate più? A mio parere non è così.
A mio parere non è così, perché anche recentemente abbiamo fatto una gita con un'altra classe, anche essendo più grandi abbiamo relazionato e anche adesso trovandoli a scuola, cioè... Avete relazionato, detta così non suona bene, perché avete relazionato, quanti anni hai? 16. 16, suona malissimo. Passa il microfono dietro. Come ti chiami? Io? Sì. Io mi chiamo Sadat. E allora, avete relazionato o no? Parlate tra di voi, vi vedete, vi scambiate, fate sport, oppure è tutto un WhatsApp, una chat, No, insomma, come i vostri insegnanti dicono? Io WhatsApp proprio non lo uso, comunque relazionare... Sì, si relaziona tra i compagni anche di altre classi, perché alla fine le superiori e anche le classi più avanti sono tutto un lavorare insieme, quindi senza relazione non si va avanti. Non si va avanti. Bene, andiamo un attimo in pubblicità, poi torniamo a parlare di internet, opportunità e problematiche della rete.